Anche se la pioggia battente di queste ultime ore non ha spazzato via le polveri sottili, di fatto ha visto rientrare l'emergenza smog, sebbene l'allerta, almeno momentaneamente, sia ancora in essere. Aspettiamo con ansia domani, giovedì, il rilevamento dell'ARPAV perché chiaramente la pioggia ci aiuta, sinceramente dovremmo rientrare in livello verde. Nell'attesa dei rilevamenti di domani, oggi resta l'allerta 1, quella quasi massima che nella colorazione dello smog corrisponde all'arancio. Che significa che molte macchine devono stare ferme, quindi quasi 60.000 macchine nell'area metropolitana dovrebbero fermarsi fino agli Euro 4 dei diesel e gli Euro 1 per la benzina. La pioggia per oggi quindi non blocca le multe e nemmeno i posti di blocco in essere, con il divieto di sostare anche con motore acceso e lo stop pure a falò e fuochi d'artificio, a meno che non ci siano manifestazioni autorizzate. Perché si possono incappare i posti di blocco per il controllo di chi rispetta o non rispetta l'ordinanza e la legge regionale. Allerta che, come annunciato, tuttavia potrebbe rientrare già da domani con il persistere delle piogge. Evidentemente se continua a piovere come oggi probabilmente il dato di domani sarà più confortante rispetto alla situazione di questi giorni.